Portatevi via anche il Colosseo, portatevi via la colonna Traiana. Canova che si incontra con Napoleone. I due sono terribili perché Canova era il figlio di uno scalpellino, Napoleone era imperatore non soltanto di Francia ma dell'Europa, e i due si incontrano a Parigi perché mica Napoleone va a Roma per farsi ritrarre, chiama Canova che vada a Parigi, Canova che lo odiava, io credo che lo odiasse perché gli aveva portato via le opere d'arte dall'Italia, gli aveva fatto finire Venezia che era la patria sua, però gli tiene testa, lo rimprovera. Quando Canova gli dice ma lasciate qualcosa, in Italia avete portato via tutto, ma come, dice l'altro, e Parigi è ormai la capitale del mondo, non è più Roma, beh allora portatevi via anche il Colosseo, portatevi via la colonna Traiana. Secondo me è un affresco che starebbe bene finito in una pellicola di film.